Cara frittura, addio. Moscardini, tellina e calamaretti. Ai pesci tipici dei piatti veneti dovremo forse rinunciare. Sì, perché dal 1° giugno è scattata la nuova normativa europea che per tutelare la biodiversità marina vieta la pesca con le reti a meno di 1,5 miglia dalla costa e impone l'uso di maglie più larghe. Ecco perché oltre 150 imbarcazioni da Chioggia, Pelestrina e Caorle hanno invaso la laguna davanti alla Capitaneria di Porto a Venezia. La nostra è una piccola pesca, una pesca sulla quale si basa una parte importante dell'economia della nostra città ed è anche un elemento importante per l'offerta turistica poi. Perché abbiamo diritto a avere un regolamento che sia adeguato alla nostra situazione di pesca. È evidente che negli ultimi anni c'è una pressione di pesca piuttosto importante e rispetto alla quale va fatta un'azione di gestione. Noi siamo disponibili alla gestione, però cambiare le regole tout court mi pare sia veramente impossibile. In realtà la normativa era stata approvata già nel 2006 e tutti i paesi, tranne l'Italia, si sono adeguati per tempo. Qui invece, dicono i pescatori, né il governo con l'allora ministro Luca Zaia né la regione hanno fatto nulla. Eppure in gioco c'è il lavoro di almeno 900 persone, moltissime del litorale veneziano, dove il fatturato della pesca si aggira intorno agli 80 milioni di euro l'anno, un quinto del fatturato di tutta la pesca italiana. Voi cosa pescate? Noi facciamo la pesca delle siepi, caramaletto, moscardino. Uscite tutti i giorni? Usciamo tutti i giorni, qualche volta facciamo anche qualche notte. Purtroppo i soldi non ci regali nessuno, bisogna fare ore per guadagnare, tutto qua. Però vi piace? Purtroppo è una cosa che va da famiglia in famiglia e ci piace. E non vogliamo assolutamente cambiare tipo di lavoro. Comunque il problema è dei pescatori ma anche di chi mangia il pesce, no? Perché non lo mangerà più. È normale, il pesce poi viene a mancare, specialmente le seppioline, i folpetti. Si prenderanno da fuori? Si prenderà, vengono già da fuori di suo. I pescatori oggi hanno ricevuto il sostegno dell'assessore alla pesca Franco Manzato, che ha incontrato una delegazione a Palazzo Balbi, ma a muoversi adesso deve essere il governatore del Veneto Zaia e il nuovo ministro Giancarlo Galan.